Apertura di puntata per Verde Nord-Est qui a Longarone Fiere, la Fiera delle Dolomiti, 43esima edizione di Agrimont, fiera delle attrezzature e dei macchinari per la montagna, tanti servizi in scaletta, non possiamo perdere tempo, dopo la sigla torniamo a farvi compagnia per mezz'ora. Si terrà a Rimini dal prossimo 21 al 23 aprile l'edizione 2026 di MacFruit. Presentazione oggi all'ICE a Roma, tra l'altro alla presenza del ministro Francesco Lollobrigida. Il ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida ha affermato che MacFruit dimostra come l'agroalimentare italiano sappia fare sistema e guardare al futuro. La forza delle nostre imprese è ciò che ci ha permesso di raggiungere risultati straordinari sui mercati internazionali. In questo percorso la collaborazione con le nazioni africane e con i mercati emergenti rappresenta una grande opportunità per la crescita delle nostre filiere, per costruire insieme modelli di sviluppo agricolo capaci di generare valore, lavoro e sicurezza alimentare. MacFruit è un evento importante perché mette insieme la nostra capacità di produzione, di trasformazione e le nostre grandi tecnologie in un sistema legato all'ortofrutta che è vincente in Italia. I dati di crescita sono eccezionali, solo nel 2025 avremo una crescita superiore al 5% che si va a sommare alla crescita esponenziale degli ultimi anni, ha proseguito il ministro. Sono dati significativi di un sistema sano che ha dei costi di produzione altissimi, ma d'altra parte ha una riconoscibilità grazie anche alle nostre campagne promozionali, alla collaborazione con ICE e al rafforzamento dei mercati internazionali, della nostra presenza che permette di avere un valore aggiunto. Oggi, ha proseguito il ministro, siamo la prima agricoltura per valore aggiunto europea, superando Francia e Germania dal 2024, e abbiamo anche in questo evento un'altra caratteristica, quello di rendere il sistema di cooperazione un sistema virtuoso, cioè capace di dialogare con gli altri esprimendo al massimo le potenzialità di ognuno. Sicuramente sarà una fiera con tantissima energia, le novità sono accordi con nuovi paesi, nuove partecipazioni dall'America Latina, dall'Africa, che è sempre un focus, e un altro focus che è stato voluto e molto sottolineato è una ritornata presenza dei buyer dell'Europa che rimangono comunque il nostro mercato più importante. Un unicum è costituito da oltre 2500 metri quadri di campo prova, è l'unica fiera che lo possiede, quindi si potranno vedere tante dimostrazioni, manifestazioni in campo. Sì, questo è un aspetto che credo che se uno non lo tocca con mano, non lo vede, non riesce a capire l'importanza e lo sforzo di questa iniziativa, perché dentro la fiera c'è realmente un campo con terra vera, un campo dove si possono vedere non solo da un filmato ma da toccare dal vivo nuove tecnologie, prove che sono veramente interessanti. Questo invito tutti a MacFruit ad andarlo a vedere perché è realmente una cosa unica che ha MacFruit. Noi abbiamo una leadership anche per quanto riguarda questo tipo di categoria, sia l'ortofrutta ma anche i macchinari per la produzione agricola.
In entrambi i casi, e bisogna notarlo, queste due categorie stanno crescendo molto più della media del Made in Italy, perché sono sopra il 10%, intorno all'11%, contano circa 10 miliardi l'una e 4 miliardi la seconda, ossia circa 10 miliardi l'ortofrutta e circa 4 miliardi e mezzo i macchinari agricoli, che vanno a comporre comunque quel numero molto importante che è stato il record storico dell'agroalimentare, che ha raggiunto i 72,4 miliardi di euro nel 2025, e dobbiamo puntare ancora a fare crescere questo elemento, che è comunque una filiera che interessa molte imprese, molti imprenditori del territorio nazionale, e soprattutto è anche un veicolo comunicazionale incredibile, che è uno dei primi ambasciatori, diciamo, del Made in Italy nel mondo, perché quando si parla poi dell'agroalimentare sfocia anche nella ristorazione italiana nel mondo, che insomma ci sta facendo da grande testa di ponte per un po' tutto il resto della produzione del Made in Italy. L'ortofrutta italiana è innanzitutto un'eccellenza mondiale, nell'ambito nazionale rappresenta oltre un quarto della produzione globale per un valore di 19 miliardi. Siamo i primi produttori nel mondo di mele, siamo sul podio per una infinità di altri prodotti, dal kiwi a tutta una serie di ortaggi, ravanelli, e siamo secondi in Europa per l'uva da tavola e naturalmente i primi per l'uva da vino. Diciamo che i numeri per il 2025 sono stati estremamente positivi. Le esportazioni sono salite del 6%, rappresentano in valore oltre 11 miliardi. I nostri principali mercati sono soprattutto nell'Unione Europea, il primo consumatore è la Germania, e abbiamo anche un surplus nella nostra bilancia commerciale di oltre 3 miliardi di euro, quindi sono tutti numeri positivi. Importante accordo presentato oggi a Vedelago nella sede di Latterie Venete, dove si è sancito un accordo tra Latterie Vicentine, Cafform Group e Centro Veneto Formaggi, che andrà a sviluppare ulteriormente uno dei principali poli lattiero-caseari della nostra regione. La parola ai protagonisti. Questo è un accordo importante per il comparto lattiero-caseario del Veneto. Attraverso appunto questa operazione l'azienda che rappresento, quindi Latterie Vicentine, diventa un attore importantissimo. E cosa vuol dire essere importanti in questo settore? Vuol dire avere tanta responsabilità in un momento particolare. Noi siamo appunto una cooperativa dove la nostra mission è quella di valorizzare al meglio il latte dei produttori. Qui saremo un'azienda privata che però non ha nessuna voglia di speculare, anzi uno dei nostri obiettivi è di diventare una solida realtà per chi produce latte. I dati ci dicono che a livello di esportazioni siamo una nazione vocata ad esportare valore. Sulla bilancia di pagamenti siamo in netto vantaggio rispetto ai formaggi che entrano dall'estero. Noi esportiamo volumi e valore. Questo perché comunque sappiamo fare il nostro mestiere, sappiamo fare delle eccellenze e sappiamo anche accompagnarle, a dire la verità, grazie ai due principi dei formaggi, il parmigiano reggiano e grana padano, siamo riusciti a veicolare anche le altre specialità. Ora un gruppo come Latterie Venete, così composito, ha un potenziale che può dare solo soddisfazione in futuro, insomma. Questo è un accordo importantissimo. Nel nostro settore si parla spesso di tradizione. La tradizione è importante, ma non è sufficiente. Oggi serve anche una visione industriale, servono investimenti, serve crescere ulteriormente nei mercati, e un'azienda da sola lo può fare, per carità, ma assieme ad altre aziende virtuose può crescere più velocemente, quindi molto molto importante.
Per noi è un accordo già rodato, perché già da 8 anni abbiamo fatto uno scambio di quote con Latterie Vicentine, quindi avevamo già studiato, eravamo già rodati in questa cosa. Io credo soprattutto che l'unione fa la forza, quindi abbiamo fatto un polo importantissimo per quel che riguarda il lattiero caseario, e io penso che tutti ne beneficiano in maniera comune. Bella giornata per quello che abbiamo appena concluso, è una bella giornata di primavera, ma soprattutto per Vedelago oggi è un giorno importante perché abbiamo avuto la comunicazione del decreto del Presidente della Repubblica che siamo diventati città. Un percorso durato qualche anno, è partito qualche anno fa con la preparazione del fascicolo a cura del dottor Giacinto Cecchetto, è andato in Consiglio Comunale esattamente un anno fa, il 31 marzo 2025, e oggi abbiamo avuto questa bella comunicazione, quindi una bella primavera anche per Vedelago. Alla 43esima edizione di Agrimont, qui a Longarone Fiere, presenza importante di Veneto Agricoltura, andiamo a sentire le parole del direttore Federico Caner. Direi che Agrimont è un po' la punta di diamante della fiera di Longarone per quanto riguarda il comparto agricolo e non solo, direi anche forestale. Non a caso noi oggi siamo qui presenti come Veneto Agricoltura con le nostre casette qui alle mie spalle, costruite dai nostri operai e fatte con il legno di vaia, questo per mandare anche un messaggio di sostenibilità e anche di economia circolare del territorio, quindi di recupero di questo legname. Non a caso oggi proprio partiranno anche i corsi di formazione in ambito forestale che Veneto Agricoltura gestisce e che avremo anche sabato prossimo. In più vogliamo essere presenti per essere un punto di riferimento per il mondo agricolo in ambito di ricerca, di innovazione tecnologica, ma soprattutto di trasferimento delle conoscenze, ed è proprio questo il nostro compito e vogliamo essere vicini a questo comparto. Qui vicino poi abbiamo anche le PPL, le piccole produzioni locali, perché vogliamo anche mandare questo messaggio di tutela delle tipicità del territorio, soprattutto in ambito montano, dove è importante fare agricoltura anche per mantenere quello che è il sistema forestale e non solo dei prati, soprattutto che ci sono in alta montagna. Renato Dalla Longa, questo macchinario a che cosa serve? Allora, questa macchina è un trincia forestale, è una macchina della ditta Berti, è un FX DT 180, vuol dire che ha 180 di lavoro, con l'apertura idraulica e i denti fissi, non a scomparsa. Si può avere anche una macchina con i denti a scomparsa. A che cosa serve? Cioè va usata nel bosco questa sostanzialmente? Far pulizia del bosco, di tronchi, di ramaglia, di tutto. E va agganciata solitamente al trattore? Va agganciata a un trattore o posteriore o reversibile o anteriore. Alberto Milanese, questo è un piccolo robot, piccolo grande, che viene usato negli sfalci sui pendii, quindi in montagna. Sì, questa è una macchina che funziona sia la parte termica che la parte elettrica. Viene usata per fare lo sfalcio in pendenza, dove l'operatore può essere che sia in pericolo di sicurezza per usare direttamente una macchina a portata. Ha una lama trasversale con piatto di taglio con le lame basculanti. Il movimento principale è dato dal motore termico che dà la forza di trazione nel taglio, e tutta la movimentazione è fatta dalla parte elettrica. Quindi l'operatore giù al basso del crinale o dell'argine lavora con un telecomando e a vista controlla la macchina per il taglio. La parte ha il movimento con i cingoli e può essere andate su pendenze abbastanza elevate, basta che gestisca la trazione per salire. Qui c'è un prezzo di entrata molto conveniente e anche il privato può arrivare a essere accessibile la macchina.
Un esempio di fare squadra lo hanno dato Coldiretti Padova, CIA Padova e Confagricoltura Padova nel presentare un nuovo progetto di promozione e valorizzazione delle eccellenze del territorio. Presentato qui nella magica atmosfera del Caffè Pedrocchi, andiamo a sentire le voci dei protagonisti. Roberto Lorin, presidente Coldiretti Padova, un progetto importante che vi vede uniti con Confagricoltura e CIA per promuovere i prodotti della provincia di Padova. Assolutamente sì, un bellissimo lavoro, un bellissimo progetto realizzato grazie anche alla provincia che ha messo a disposizione le risorse per poter portare qui a Padova, in questa bellissima location del Caffè Pedrocchi, la valorizzazione dei nostri prodotti. Noi abbiamo bisogno, come dicevo, di riuscire a ricollegarci col territorio, con la città. Noi abbiamo bisogno della città perché la città e i consumatori riescono a valorizzare i nostri prodotti. Nella fattispecie ho portato un vino, il vino friularo, il vino di un grandissimo territorio, un vino poco conosciuto ma che nel passato aveva una radice storica importantissima qui a Padova. Noi con questo lavoro vogliamo cercare di riportarlo perché il friularo era il vino dei padovani e noi vogliamo con queste iniziative farlo riscoprire e ritornare qui a Padova per valorizzare questa grandissima eccellenza e valorizzare soprattutto il lavoro dei nostri agricoltori e dei nostri viticoltori. Luca Trivellato, presidente CIA Padova, un progetto importante per la valorizzazione della filiera agricola della provincia che tra l'altro vi vede uniti a Confagricoltura e Coldiretti. Sì, un progetto che vuole dare quello che un po' tutti cerchiamo, la conoscenza, perché mangiare è un atto sociale, un atto politico, un atto anche di conoscenza del territorio. Grazie alla provincia di Padova che ha promosso questo importante progetto, questa iniziativa, ma anche le altre che facciamo, come il Prato della Valle, Sapori d'autunno, Sapori di primavera, vogliono comunicare a quello che sono i nostri consumatori, i nostri primi consumatori, quelli che sono i nostri vicini di casa, la possibilità di assaggiare dei prodotti di eccellenza che vengono fatti, curati, proposti dai nostri agricoltori nella nostra provincia, che è grandiosa sotto il profilo delle eccellenze che può esprimere. Michele Barbetta, presidente Confagricoltura, un progetto importante questo che vi vede assieme a CIA e Coldiretti. Progetto importante perché valorizza i prodotti che facciamo sul territorio, valorizza i prodotti delle aziende agricole, degli agricoltori locali. Questo permette di dare economia al territorio, permette di dare rispetto dell'ambiente, permette di dare biodiversità, permette di migliorare la qualità dell'aria e permette di offrire alle nostre tavole un ottimo cibo come noi sappiamo apprezzare tutti i giorni. Oggi abbiamo visto alcuni dei nostri prodotti di eccellenza, formaggio, friularo, e ci hanno fatto vedere tra l'altro l'olio dei nostri colli, i prati stabili dell'Alta Padovana, che significa un ecosistema importante, quindi la salvaguardia del nostro ambiente. Dall'altra parte ancora il vino friularo della zona Bagnoli e Conselve e chiaramente l'olio dei colli Eugani. Credo che questo sia uno dei tre prodotti, i nostri tre prodotti importanti di eccellenza, ma ce ne sono altre decine, centinaia di prodotti. Ma questo significa terra, acqua, ambiente e agricoltura, la salvaguardia del nostro territorio. E oggi più che mai il mondo agricolo, vorrei dire, è il nostro ambasciatore per salvaguardare e per farci mangiare bene, sano, che significa la salute per ognuno di noi. Credo che questo sia un grande contesto del Made in Veneto, del Made in Padova e in particolare del Made in Italy, che si distingue a livello nazionale e internazionale proprio per i prodotti che vengono seguiti in maniera particolare per avere dei prodotti che hanno delle eccellenze e che sono sani al di fuori di contesti internazionali che invece ci danno prodotti che non sappiamo, che non hanno un'etichetta, che non hanno una ricerca, che non hanno un'attenzione, che non hanno un percorso così definito come lo stanno facendo i nostri agricoltori. Abbiamo voluto, attraverso dei prodotti della terra, attraverso l'olio, attraverso il vino e attraverso il formaggio, abbiamo voluto parlare dei territori, abbiamo voluto parlare delle comunità
che lavorano e che stanno sotto alla grande produzione agricola del nostro territorio, e ci siamo riusciti e abbiamo raccontato storie di terra, le peculiarità dei Colli Euganei, i prati stabili dell'Alta Padovana, i vigneti della Bassa Padovana, ma abbiamo raccontato anche di quelle che sono le maestranze, gli uomini e le donne che attraverso il loro ingegno, attraverso l'attività imprenditoriale, trasformano questi prodotti. Ne è uscito uno spaccato descrittivo della migliore e più bella comunità padovana, che grazie alle presenze dei giornalisti della stampa turistica nazionale e grazie al consorzio di Sotto il Sole di Padova vogliamo portare fuori dai confini padovani. Penso che sia una buona dimostrazione di come le istituzioni, se lavorano insieme alle categorie agricole, se si lavora insieme, poi i risultati si ottengono. Questa sera vi portiamo alla scoperta di un piatto tipico della cucina padovana. Siamo all'agriturismo alla Scacchiera e ne parliamo con Alessandro Ravazzolo. Oggi siamo qui il martedì grasso per commemorare un piatto tipico padovano che i padovani non conoscono. È il cappone o gallina cotti alla carne vera. Voi avete anche una confraternita. Come nasce la storia e come nasce l'usanza di trovarsi ogni ultimo di Carnevale? Allora sì, e a proposito del vestito che mi vedete addosso, c'è disegnata simpaticamente una gallina che entra in pentola. È una ricetta del Cinquecento, inventata, scoperta da Angelo Beolco, detto Ruzzante, un poeta padovano, che viaggiava molto tra Padova e Venezia. Ruzzante cosa ha fatto? Ha preso la gallina o il cappone e nel 1500 l'ha messa all'interno di una vescica di maiale. Adesso è molto più comodo, si usano dei sacchetti per alta temperatura che semplificano il lavoro, ma il concetto è lo stesso. Ha preso le prime spezie che c'erano a Venezia, ecco che si sente un po' di più la cannella e il chiodo di garofano, li ha messe all'interno di questo sacchetto e ha chiuso nell'estremità, tagliata tra nodo e nodo, un pezzettino di canavera. Le canavere in dialetto padovano sono le canne di bambù, che facesse da camino e da sfiato, e ha preso questo sacchetto e l'ha messo a cucinare a bagnomaria. Praticamente la carne si cucina solo con la temperatura dell'acqua, senza esserne lavata dai profumi e dai sapori. La storia della confraternita quando nasce? La storia nasce con la Camera di Commercio. Questo è un piatto riproposto e ripubblicizzato alla Camera di Commercio. Noi ce ne siamo innamorati, l'abbiamo sposato e da lì abbiamo pensato di creare una confraternita, che è questo sistema di cottura, di creare un gruppo di amici per promuovere il territorio. Nella festa di questa sera un posto particolare lo merita anche la musica che è studiata. Con l'occasione del Carnevale e di tutto quanto abbiamo pensato di accompagnare la serata con un po' di musica classica, un rondò veneziano che accompagna un po' il Carnevale, nel senso, dopo tutto stiamo festeggiando. Allora, non solo le attività legate all'ultimo di Carnevale, ma l'agriturismo alla Scacchiera è un luogo dove si recupera la tradizione della vera cucina veneta. Promozione del territorio, promozione dei piatti tipici e soprattutto cortesia. Ricordiamo che il vostro è un vero agriturismo, perché tutto quello che si mangia qui viene dai vostri campi e dalle vostre stalle. L'azienda è molto più grande di quello che si vede. Abbiamo un'azienda agricola che potrebbe dare da mangiare a altri agriturismi, molti di più di quello che riusciamo a fare noi. Sì. Alessandro, quali sono gli ingredienti? Il cappone intanto, prima di tutto, deve essere un cappone di casa, e poi i profumi sono un po' quelli delle nostre abitudini, per cui abbiamo del rosmarino, della salvia e un po' d'aglio, sedano, carote e cipolla, sale, aceto e non dimentichiamo cannella e chiodo di garofano. Come viene preparato? Allora, innanzitutto prendiamo il cappone e lo mettiamo dentro questo sacchetto. Ecco fatto. Da qui aggiungiamo sedano, carote e cipolla. Si continua poi con gli aromi, passando ad aceto e sale,
e si chiudono con le spezie. Adesso che gli ingredienti sono tutti al loro posto, passiamo con la parte più difficile. Chiudiamo il sacchetto con questa famosa canna vera, questo pezzettino di canna di bambù tagliato tra 9 e 9. Una volta che il sacchetto è pronto, possiamo spostarci in cottura. Questa è una cottura molto particolare perché è una cottura a bagnomaria. Bagnomaria vuol dire che la carne in questo caso non viene a contatto con l'acqua e tutti i profumi rimangono chiusi all'interno. Una cottura molto lunga. Se parliamo di un cappone di casa ci impiega circa 3 ore e mezza. Solo l'occhio esperto di una grande cuoca può capire il punto giusto. Se proviamo ad aprire, ecco, questo è il risultato. Allora, se posso dire una cosa, l'unica cosa che mi dispiace è che non possiate sentirne il profumo. Associati olivicoltori, ben ritrovati al numero 12 del periodico 20 marzo 2026. Siamo nella fase della ripresa vegetativa e le radici hanno iniziato ad assorbire gli alimenti nutritivi. Abbiamo già 11-12 gradi a livello dei peli radicali. Le sommatorie termiche di questo periodo, riferite allo scorso 2025, indicano che per le piante d'ulivo siamo in ritardo di poco, 3 o 4 giorni. Invece, per quello che riguarda lo sviluppo degli insetti, la mosca degli olive, siamo in anticipo. E in effetti, dai controlli che abbiamo eseguito negli oliveti, troviamo già catture del ditero, 3, 4, 5, anche 10 individui su trappole. Nel controllo delle olive non raccolte troviamo larve di terza età e anche pupe che tra poco sfarfalleranno, segno che con molta probabilità avremo delle popolazioni per il prossimo aprile anche elevate rispetto agli scorsi anni, e se le temperature rimarranno così miti avremo forse verso la fine di aprile una prima generazione primaverile di mosca. Non c'è comunque da preoccuparsi in questo momento. L'evoluzione delle temperature e del clima saranno quelle che determineranno la numerosità di questi insetti. Altra minaccia crescente che abbiamo negli oliveti sono gli sculitidi. Questi insetti, con molta probabilità con il cambiamento climatico, stanno sempre più aumentando. Come difenderci? Considerato che siamo in fase di potatura, sarebbe bene lasciare nelle interfile qualche fassina di legna, in modo che le femmine, che prediligono un legno che si sta deteriorando, vadano a deporre le uova. Poi quando saremo alla fine del mese di aprile, prima settimana del mese di maggio, andremo a togliere queste fassine, questi rami secchi, li porteremo fuori dell'oliveto e, se possibile, andrebbero bruciati. Il mese di marzo, con le elevate umidità, pioggerelle che arrivano, potature in atto, è un mese difficoltoso per quello che riguarda la difesa fitosanitaria contro i funghi parassiti. Abbiamo tagli negli oliveti, temperature medie, bagnature fogliari molto lunghe, un ambiente ideale allo sviluppo dell'occhio di pavone, delle piombature, dei cancri rameali. Si consiglia, come abbiamo già riportato nei precedenti periodici, subito dopo la potatura di andare ad eseguire degli interventi fitosanitari di disinfezione, i prodotti rameici che hanno azione preventiva.
In oliveti, dove storicamente abbiamo presenze di occhio di pavone, sarebbe opportuno intervenire con prodotti a base di iodina, hanno azioni preventive e curative. Proprio per questo siamo andati a riportare nel periodico di questa settimana un elenco di tutte le sostanze attive a disposizione dell'olivicoltore. Naturalmente ad iniziare dai rameici, la ludina, lo zolfo, il fosfonato di potassio, poi i triazoli e le strobilurine. Abbiamo inserito anche i microrganismi, come per esempio il Bacillus subtilis, e i fungicidi naturali, quali il bicarbonato di sodio, il bicarbonato di potassio, i saponi molli potassici e inoltre l'olio di NEM. Tutte sostanze che è bene che l'olivicoltore impari a conoscere. Si consiglia sempre che assieme a queste sostanze attive venga anche aggiunto del corroborante, come per esempio il distillato di legno, in modo da dare la possibilità alla sostanza attiva e alla pianta di meglio assimilare il prodotto fitosanitario e di distribuirlo in maniera efficace per contrastare la presenza dei parassiti. E adesso, nel ringraziarvi per l'ascolto, un buon risentirci alla settimana prossima. Termina qui la puntata di Verde Nord-Est, la potete rivedere sul nostro canale YouTube, naturalmente in streaming sul nostro sito www.verdeanordest.tv. Se volete scriverci lo potete fare, la mail è redazione@verdeanordest.tv. Seguiteci sui nostri social e mettete i vostri like durante la settimana. Torniamo a farvi compagnia la prossima settimana, stessa rete, stessa ora. A presto!